L'erosione del capitale umano. Corriere del Veneto, domenica 26 luglio 2020. Il rischio che il capitale umano sta correndo è equivalente a quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi al ghiacciaio della Marmolada. Un processo continuo e sempre più veloce di riduzione in volume e di diminuzione in estensione. Un ritiro progressivo, e per alcuni irreversibile, che in qualche decennio renderà ancora più fragile quell'ecosistema delle Dolomiti, che l'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio dell'umanità e che tutti si propongono di tutelare. A parole, si intende. Sostituite ghiacciaio della Marmolada con capitale umano e al posto di ecosistema delle Dolomiti mettete ecosistema socio-economico del Nord-Est. Riformulate la frase e vi apparirà chiaro ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi in quella che nell'ultimo decennio del Novecento fu la locomotiva d'Italia. Bloccare la perdita di volume e aumentare l'estensione del capitale umano è la priorità nell'agenda di tutti. Sempre a parole però, perché i dati ci dicono ben altro e lasciano intravedere l'inesorabile strada del declino, soprattutto per il nord-est. Le culle sono più vuote di quelle già poco frequentate delle altre aree del paese. I flussi migratori continuano a transitare per queste terre, ma è sempre più basso il numero di quelli che si fermano a lavorare, vivere e mettere su famiglia. Le strategie per attirare persone da fuori e per trattenere chi è nato e cresciuto qui sono ancora latitanti. Come uscirne? Qualche proposta è emersa lo scorso venerdì, quando Ferruccio De Bortoli e Alessia Mosca hanno interpretato il ruolo di padrino e madrina, accompagnando con la loro visione per il futuro 170 giovani dell'Università di Padova nel giorno della proclamazione di laurea. Ferruccio De Bortoli è la persona che lo scorso maggio ha esortato l'Italia che può a fare la propria parte per scongiurare il rischio di impoverimento del capitale umano del paese, per bloccarne l'emorragia e quindi per aumentarne il volume. La strada tracciata è quella di una società inclusiva e coesa, che non vuol dire distribuire a tutti un po' per quieto vivere. Significa invece impegnarsi per promuovere chi ha un futuro, e non solo in termini anagrafici si intende, creando le condizioni affinché tutte le persone abbiano le risorse e le opportunità per esprimere il loro potenziale, qualsiasi esso sia, e contemporaneamente instillare il dovere e il piacere della restituzione, o give back che dir si voglia, in chi può farlo, perché è dotato di suo o ha ricevuto molto dalla comunità in cui ha vissuto. Vedremo realizzata l'esortazione di De Bortoli, chi può faccia, nelle proposte per una società inclusiva e meritocratica e nelle risorse dedicate alle politiche di crescita del capitale umano di cui si sta discutendo. E in esse si specchierà anche la qualità della classe dirigente che il nostro Paese ha oggi. Alessia Mosca è la persona che ha legato il suo nome alla legge 120 del 2011, con la quale sono state introdotte le quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate e partecipate, conosciuta appunto come legge Golfo Mosca. La presenza di consigliere donna è passata dal 5,9% del 2008 al 36,3% del 2019, superando il livello minimo del 30% previsto dalla legge. Si potrà dire che non è stato fatto ancora abbastanza e che le differenze di genere sono ben visibili nella ridotta presenza femminile al vertice di imprese e istituzioni, nelle grandi differenze salariali, nell'alto numero di donne costrette a dover scegliere tra realizzazione professionale e maternità. È tutto vero, ma ciò non toglie che la legge Golfo Mosca abbia portato all'estensione dell'area da cui attingere le intelligenze e le competenze da impiegare nell'economia e nella società. Intelligenze e competenze che altrimenti sarebbero rimaste ignorate. Questa esperienza ci dice che il progresso civile e culturale di una società si può ottenere con la forza di leggi gentili, in cui si specchia la qualità della classe politica che governa il paese. Quando parlerete dell'erosione del ghiacciaio della Marmolada, ricordatevi che state parlando anche dell'erosione del capitale umano.